Cari amici, ben trovati a un nuovo appuntamento con Radio Chef. Oggi parliamo ovviamente di carnevale, questa bellissima tradizione che ci dà l'occasione anche di provare, assaggiare e preparare quelli che sono piatti tipici del nostro territorio. E per questo, prima di volervi portare a fare la spesa per una festa di carnevale, immaginate ad esempio di invitare dei bambini, per loro è una festa veramente magica, l'opportunità di divertirsi e sognare di essere qualcun altro, un personaggio famoso, un supereroe, un cartone animato. E allora perché non accoglierli magari in casa per una festa con gli amici preferiti e divertirsi all'insegna del carnevale? Vi serviranno dei dolci ovviamente buoni della tradizione, ma anche perché no, sani fatti in casa, facendovi aiutare dalla spesa nel posto giusto. La ricetta che vi voglio proporre oggi è una di quelle che personalmente adoro di più di questo periodo dell'anno e mi ricorda anche il mio passato, perché la nonna amava prepararle sempre in questi giorni di carnevale per noi nipotini. Si tratta proprio delle fritole, le fritole triestine che vengono proposte nel libro di Giulia Godeassi dedicata come dolce Trieste e tutte le ricette proprio della città. Come si preparano le fritole triestine? Beh, vi servirà per una trentina di fritole 280 g di farina 00, 120 ml di latte, 60 g di zucchero, 80 g di uvetta sultanina, 2 uova, un pizzico di sale, 4 cucchiai di grappa, 4 cucchiai di marsala o vino dolce o rum. Ovviamente se preparate una versione per i bambini potete farne un po' senza questi ingredienti, però vi ricordo che per gli adulti sono fondamentali. Una bustina di lievito per dolci, una bacca di vaniglia, la scorza di un limone, olio per friggere, zucchero a velo. Come andremo a prepararle? Ammolliamo in acqua calda l'uva passa fino a quando si sarà ammorbidita, scolatela, strizzatela, asciugatele. Intiepidite il latte in un pentolino, in una terrina sbattete energicamente con una frusta lo zucchero con le uova intere, un pizzico di sale, la scorza di limone e i semini di vaniglia. I profumi che emanano questo impasto sono sensazionali. Vi consiglio davvero magari di prepararle in compagnia, con il vostro compagno, con il marito, con un'amica del cuore o insieme ai bimbi che magari partecipano alla festa. E poi potete ad esempio proporle o preparare l'impasto il giorno prima e poi darvi da fare nella frittura. Continuiamo con il procedimento. A quel punto andremo ad aggiungere il latte tiepido e mescoleremo. Aggiungiamo poi la farina assieme al lievito e poi ancora andremo ad aggiungere la grappa, marsala e l'uva passa. Scaldiamo in abbondante olio per friggere in una pentola, inumidiremo 2 cucchiai nell'olio caldo e andremo a prelevare una pallina di impasto e la getteremo nell'olio per la prova a temperatura. Inumidire nell'olio caldo è fondamentale per evitare che poi la vostra futura frittola si attacchi al cucchiaio. L'olio non dovrà essere troppo caldo in modo che le frittelle diventino ben dorate all'esterno e si cuociano bene all'interno. Una volta cotte, scolatele e tamponate con della carta assorbente. Spolverate di zucchero a velo e servite tiepide o addirittura fredde. È il dolce casalingo assolutamente più comune a Trieste, ma anche nella vicina Istria, dove ci sono anche delle versioni diverse. Ogni famiglia aveva la sua ricetta personale. Ci sono anche dei proverbi che dicono le fritole se come le donne, se non lese tonde e un po' che grassotte non lese buone. Quindi mi raccomando, devono essere belle cicciottelle. La grappa ovviamente è un ingrediente che non può mancare nelle ricette di carnevale. La nonna diceva che l'alcol contenuto nella grappa a contatto con l'olio bollente evaporando permetteva alle frittelle e ai crostoli proprio di risultare croccanti e poco unti, quindi valutate bene il suo inserimento che è fondamentale in queste ricette. Poi hanno un sapore davvero di passato e di tradizione. E se invece volete aggiungerci qualche dolce in più o non avete tempo per queste preparazioni, tra l'altro da fare anche il giorno prima se il giorno dopo siete indaffarati, ovviamente i supermercati Bosco hanno tutto quello che vi può servire per il vostro carnevale, proprio i dolci tipici come i crostoli, ma trovate anche già la classica pinza Bosco che va bene in tutte le occasioni, ma anche bibite e frutta per preparare qualcosa di più leggero, salumi per un buffet, un aperitivo di carnevale e tutto della tradizione, perché Bosco vuole proporre sempre ai suoi clienti
prodotti genuini a chilometro zero del territorio e di stagione. Vi aspettano ovviamente per festeggiare con voi il carnevale a Trieste in tutti i punti vendita. E allora, dopo questo buon piatto delle frittole di carnevale che io adoro e non vedo l'ora di assaggiare, vi lascio di nuovo con Maria, ma torniamo presto per parlare di un'altra tradizione di carnevale molto interessante e conosciuta, quella del carnevale sappadino. Eh sì, Barbara, perché oggi festeggiamo il nostro carnevale davvero dal mare alla montagna, anche perché in Friuli Venezia Giulia ci sono veramente tantissime tradizioni per farlo, ci sono tantissimi luoghi dove vivere al massimo questo carnevale. Sappiamo che si è aperto il carnevale di Muggia con, parlando di enogastronomia, proprio il ballo della verdura, che è questa tradizione che mischia un po' anche la cultura tra Friuli Venezia Giulia e oltre confine. E poi salendo anche in quota, ne parleremo dopo, parlando di Sappada, ma c'è anche Sauris, che ha una tradizione per quanto riguarda anche l'artigianato veramente molto particolare. C'è ad esempio nel carnevale di Sauris in Carnia il Rolar, che è una figura molto affascinante perché il suo volto è coperto di fuliggine e porta con sé una catena rumorosa per attirare l'attenzione, quindi riesce sicuramente a coinvolgere. Stiamo vedendo nel frattempo anche nelle nostre immagini il carnevale di Muggia con il ballo della verdura, grazie a Igor da Milano per questo spezzone, intanto veramente molto, molto interessante e molto coinvolgente anche per il pubblico. Ritornando a Sauris c'è anche il Keirar, che è il re della festa, che gira per il paese raccogliendo i partecipanti per una fiaccolata tra le montagne innevate e anche in questo inizio di marzo, un'esperienza suggestiva, quasi mistica, quella che può coinvolgervi. Ed è bello proprio vivere il carnevale in questo periodo perché ovunque voi vi troviate trovate qualcosa, qualche motivo per festeggiare, qualche motivo per travestirvi, qualche motivo anche per gustare i piatti della tradizione. Ma quali sono? Abbiamo parlato delle frittelle, che trovano, come diceva Barbara, un nome diverso a seconda anche della località e degli ingredienti. Ad esempio le frittole a Trieste, anche in Veneto, che sono arricchite spesso con uvetta e pinoli. Ci sono le castagnole, così chiamate in Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo. I tortelli di carnevale, più verso la Lombardia, sono un po' più simili ai bignè in questo caso. Le zeppole fritte, ripiene in Campania e in Puglia, bignole in Piemonte, e la schiacciata fiorentina invece, parlando sempre di qualcosa del periodo carnevalesco, questa non è fritta e si trova in Toscana. Poi torneremo a parlare anche di un altro protagonista, un dolce protagonista proprio di questo periodo, che sono i crostoli, così chiamati in Friuli Venezia Giulia, ma se andate a chiedere i crostoli in qualche altra parte d'Italia non capiranno di cosa state parlando, quindi bisognerà cambiare nome. Altre località che vantano un carnevale veramente storico sono ad esempio Resia, con le sue maschere tipiche, le danze tradizionali, un altro esempio di come il carnevale friulano riesca ad unire cultura e cucina, e senza dimenticare anche il carnevale friulano più autentico. Ad esempio, parlando di località vicino a Trieste, c'è Monfalcone che festeggia il suo 141esimo carnevale. Si è festeggiato anche il carnevale europeo tra Trieste e Gorizia con Go 2025. E proprio parlando di gusto, di enogastronomia, e spostandoci in Friuli, volevo parlare un po' anche dei piatti del carnevale, questa volta a base salata. Li abbiamo studiati insieme agli amici di Affila Utensili Natisone, così anche da prepararci in modo perfetto per prepararli, perché ricordiamolo, anche l'occhio vuole la sua parte. E se pensavate che il carnevale fosse solo dolce, beh, vi sbagliavate un pochino, perché i piatti salati hanno un ruolo davvero molto molto importante. Ad esempio, come da tradizione, piatto simbolo della tradizione friulana sono musette e brovada, il piatto a base di cotechino accompagnato dalla brovada, queste rape macerate nelle vinacce dal sapore acidulo, il piatto delle grandi feste contadine. C'è il classico frico con la polenta, con la sua crosta croccante, il suo cuore filante, perfetto per le feste carnevalesche, magari accompagnato anche da un buon bicchiere di vino friulano. Il baccalà alla triestina, anche questo piatto della tradizione più verso il mare, viene preparato in umido con cipolla e pomodoro ed è accompagnato da una buona dose di polenta. Ma poi anche, dicevamo, spostandoci verso la zona del Friuli, si festeggia il carnevale in osteria, una bellissima tradizione questa che ripercorre un po' il periodo delle osterie, un luogo dove ci si diverte, dove si fa festa, dove si brinda e dove si mangia buon cibo, che si intitola Ceneri con renghe, polente e buon vino. E qui trovate veramente tantissimi piatti buonissimi a base salata, a base dolce, che potete accompagnare con i vini del Friuli. Così, scorrendoli un po', ad esempio il galletto a doppia cottura con patate rustiche, un calice di friulano, oppure un classico piatto misto di salumi e formaggi nostrani. Gli gnocchi solitamente sono preparati durante il giovedì grasso, ma possono essere portati avanti durante tutto questo periodo. In particolare sono proposti in questo caso a base di patate e barbabietola fatti in casa con crema di Montasio e un calice di friulano. I chansons non possono mancare, in qualunque modo voi li andiate a chiamare. E poi si richiama anche il pesce con i moscardini in umido su carciofo
alla giudia, accompagnati da un buon bicchiere di malvasia. Per leggervene ancora due: i filettini di arringa affumicata con scorze di arance, uvette e pinoli, con polenta arrostita di socchieve, un calice di friulano e le orecchiette arlecchino che sono fatte con sugo di peperoni e briciole di tarallo e un calice di malvasia. Sono veramente tantissimi i piatti che potete gustare proprio in questi giorni, quindi vi lascio anche al sito di Confesercenti Udine e del Comune di Udine, dove trovate tutte le informazioni e semplicemente vi sedete a tavola, vi rilassate, come piace fare a noi, quel momento in cui dopo non bisogna lavare i piatti, non bisogna pensare a quello che bisogna cucinare, non bisogna pensare a tutto quello che ci serve in cucina, anche perché per questo potete affidarvi al sito affilautensili.com, di Affilautensili in Atisone, sulla strada Cividale Peroleis, nella zona artigianale Leproso di Premariacco, ma semplicemente godervi il momento mascherati. Pensate solo a voi stessi, al vostro vestito e a tutto quello che sta succedendo intorno a voi con le persone che amate, perché i momenti belli si condividono con le persone che ci stanno più care. Parlavamo ancora di dolci prima di passare la linea a Barbara. Ci siamo anche chiesti proprio in questo periodo, ma perché questi dolci sono tipicamente fritti durante il periodo carnevalesco? Beh, perché nel passato proprio questi giorni erano usati per festeggiare, in particolare per un'ultima occasione di consumare grandi quantità di cibo prima della Quaresima, questo periodo di digiuno, e il fritto era un metodo di cottura veloce e abbondante che permetteva proprio di preparare dolci golosi con ingredienti semplici come farina, uova e zucchero, un altro gli ingredienti base proprio dei nostri dolci tipici. Ma ritorniamo dal mare, di cui abbiamo parlato anche con i suoi piatti salati, alla montagna. Vediamo cosa ci racconta ancora Barbara, salendo un po' in quota. Torniamo allora al carnevale e alle sue tradizioni. Stavolta vi porto nella bellissima cornice di Sappada e dei suoi borghi antichi, perché Sappada rappresenta un momento di grande folklore proprio nel momento del carnevale, che è scandito in un tempo veramente lungo nell'usanza locale, in alcune giornate chiave. Ad esempio, la prima domenica è la domenica dei poveri, a seguire c'è la domenica dei contadini, il giovedì grasso, la domenica dei signori, il lunedì grasso e il martedì grasso. Oggi siamo venerdì, quindi la prossima sarà la domenica del Signore e poi si festeggerà il lunedì grasso e il martedì grasso. E durante queste giornate Sappada ovviamente è tempo di allegre scorribande di maschere che in sappadino si chiamano lovron e portano spontaneamente il buon umore per le strade con scherzi, scenette, nelle osterie, insomma il mascheramento è veramente totale e per regola nessuno mai scopre il volto durante la farsa, in modo da prolungare questo gioco fra il pubblico che avanza congetture sull'identità di quello che potrebbe essere il mascherato. Importantissimo anche la parlata, perché forse non lo sapete, ma la voce, una volta che vengono trasformati o si travestono con queste maschere, viene alterata grazie alla maschera di legno che copre il volto. Anche per questo il carnevale sappadino assume un aspetto veramente molto teatrale, non solo come rappresentazione, ma anche come protagonismo espressivo. Ci sono addirittura delle classiche frasi idiomatiche usate soltanto dalle maschere. Il rollate, ad esempio, ha sempre la sua domanda, detta in dialetto. Si tratta insomma di un carnevale soprattutto spontaneo del territorio, con una ritualità davvero molto antica che si tramanda oralmente di generazione in generazione. Queste maschere hanno tutta una libertà di azione, ma ogni anno è diverso dal precedente, proprio perché alla fine improvvisano ogni anno in un carnevale diverso, vuoi per il numero di figuranti che partecipano, per i volti indossati, per gli scherzi, insomma è il carnevale di un piccolo paese di montagna dove tutti si conoscono, dove i volti sono intagliati in proprio, ci si prepara la propria maschera e si prende spunto dalla vita quotidiana per gli scherzi da fare, approfittando di questa identità nascosta. Quindi andate a scoprire di più anche su sappadadolomiti.com, ma nel frattempo io vi propongo, mentre vi godete il vostro carnevale, che è soprattutto un momento per godere dei piaceri del territorio, di passare da Alimentari Cardis e fare una buona spesa, proprio per portare i prodotti gastronomici tipici anche a casa vostra. Cardis è un accogliente negozio di alimentari a Sappada, proprio come quelli di una volta, casa di tanti prodotti tipici e genuini. Troverete proprio quelli che sono i prodotti del territorio delle Dolomiti a forma di cacciotta, salumi di carne miste, conserve gustose, ma soprattutto tante idee per i vostri dolci, prelibati, formaggi. E se invece avete deciso di vivere il carnevale per qualche giorno e volete fare una passeggiata e non avete voglia di tornare o fermarvi a pranzare, c'è il pranzo del sacco, ve le prepara
alimentare Cardis direttamente per voi. Vi basta dare un'occhiata anche al sito prima di andare a festeggiare il carnevale Sappada, che è alimentaricardis-sappada.it. A questo punto io vi auguro davvero di trascorrere un carnevale unico, perché in questa regione Friuli Venezia Giulia avete occasione di festeggiarlo in tantissimi modi diversi. Già da Trieste fino alla montagna, Sappada, il Friuli, insomma ve ne abbiamo raccontate un po' di tutti i colori. Lascio la parola ancora una volta a Maria per questa golosissima puntata carnevalesca di Radio Chef, ma vi do appuntamento anche a cucinare, dove saremo presenti questo fine settimana. Io vi aspetto domenica tra tanti show cooking e le curiosità della cucina del Friuli Venezia Giulia e non solo del 2025. Ciao. Bene, vero Barbara, anche perché domani ci sarà l'inaugurazione, quindi saremo presenti anche con il nostro show cooking con chef Chiara Canzoneri, con uno show cooking dedicato alla cucina mitteleuropea. Chissà che non ci casca anche un po' di carnevale, perché no? Ma intanto ci concentreremo sui piatti della tradizione mitteleuropea, 3 piatti che potrete assaggiare se vi prenoterete anche allo show cooking che si svolgerà questo sabato 1 marzo alle ore 13. Potete farlo direttamente sul sito della Fiera di Pordenone, di Orto e Giardino e Cucinare, che sono le manifestazioni che poi continueranno fino a domenica 9 marzo. Andatevi a prenotare subito, che rimangono ancora pochissimi posti per il nostro show cooking. Ma chiudiamo ancora in dolcezza, come piace fare a noi. Abbiamo parlato prima delle frittole e non potevamo non chiudere con i crostoli. Vi dicevo, sono chiamati così in Friuli Venezia Giulia, ma in altre parti d'Italia hanno nomi diversi, come ad esempio le chiacchiere se vi spostate in Lombardia, in Campania, in Calabria, più sfrappole in Emilia Romagna, ma le chiacchiere diciamo sono il nome un po' più nazionale. Le frappe in Lazio, Umbria e Marche, le bugie in Piemonte e in Liguria, oppure i cenci in Toscana, i galani in Veneto, meraviglias in Sardegna, le gale a Mantova, i fiocchetti in Romagna, e c'è anche un nome per gli Stati Uniti, perché si chiamano Angel Wings, perché ricordano un po' questa forma di ali d'angelo. Preparateli, anche questi li potete fare a casa, oppure ve li potete godere direttamente già pronti, anche perché gli ingredienti sono veramente semplicissimi, perché se li volete preparare ad esempio per 4 persone c'è il sito pordenonewithlove.it, dove trovate proprio la ricetta per i crostoli friulani in questo caso. Servono 350 g di farina 00, 2 uova, 3 noci di burro, 50 g di zucchero, un bicchiere di latte, un limone, 3 cucchiai di rum, olio di semi per friggere naturalmente, e un pizzico di sale. Attenti alla frittura, perché è sempre la parte un po' più ostica per cucinare questi piatti. Bisogna fare attenzione a mantenere il crostolo, la chiacchiera ben dorata ma non bruciata, anche perché dovrà cuocersi bene per diventare proprio croccante. Grazie a Igor da Milano per mostrarci un po' anche la ricetta. Vi dicevo, dovrete lavorare un po' di più la pasta, circa 30 minuti, tenendola sempre morbida, aggiungendo anche un po' di liquido all'evenienza, e poi stenderla e farla veramente molto sottile affinché i vostri crostoli non vengano, diciamo, con il cuore morbido, perché rischia di rimanere crudo, ma belli croccanti. E li friggete in molto olio bollente fino a quando saranno dorati, li sgocciolate e li posizionate su un foglio di carta assorbente. Dove li potete trovare questi crostoli? Beh, sicuramente in tutto il Friuli Venezia Giulia, ma dei luoghi in cui sicuramente non mancano e in cui li potete accompagnare anche a un connubio perfetto, ad esempio con un buon vino, sono il David a Camporosso, dove trovate un abbraccio caldo da parte di Benvenuta e il suo team. Loro ci consigliano, per un'occasione anche per gustare il carnevale al meglio, crostoli e frittole si accompagnano con un bicchiere di verduzzo dolce, mentre i piatti salati, se vogliamo puntare sul rosso, andiamo sul refosco dal peduncolo rosso, oppure un buon friulano per il bianco, così avete la vostra scelta preferita direttamente a tavola. Il loro menù è veramente ricchissimo, quindi se volete rilassarvi un po', questo è il luogo perfetto, il David a Camporosso. Mentre se ci spostiamo nella perla delle Dolomiti, che è Cortina, che si prepara anche, sta facendo veramente tantissimo per prepararsi al grande evento del 2026, ma vi accoglie anche in questi giorni, potete passare alla pasticceria Ghedina, che ha sempre un'idea perfetta per tutti. Quindi oltre ai crostoli trovate anche tantissimi dolcetti personalizzati, come i cestini con la frutta di stagione, oppure anche delle buone torte personalizzate, i biscottini per l'ora del tè. Sbizzarrite la vostra creatività, oltre che nei costumi di carnevale, anche nella scelta dei vostri dolci preferiti. E direi che con questo chiudiamo anche la nostra puntata, o in qualsiasi modo voi li vogliate chiamare. Godetevi questo periodo carnevalesco, i suoi dolci di carnevale, i suoi piatti anche veramente belli ricchi, belli intensi, per trascorrere questo periodo al caldo, nel calore di casa, anche nella cucina, e poi goderseli a tavola. Noi vi auguriamo un ottimo carnevale, e ricordate che a carnevale ogni scherzo vale, quindi potete sbizzarrire la creatività anche in questo. Ciao a tutti da Radio Chef, e continuate a seguirci anche sulle nostre pagine social e su radio.0.it. Buon carnevale a tutti!